No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buongiorno un caso, sì. Allora, in questo momento io adesso sono a Jesolo, sto caricando i video, no, sto molto meglio, non è ancora passata. Allora, leggendo un po' i sintomi, diciamo, cercando un po' di autoinformarmi, anche se ben si sa è cosa pericolosa, però ho letto i 5 sintomi del reflusso gastrico, io ce li ho tutti, cioè sono arrivati pian piano, sempre un po' di più. Parliamo del gonfiore di stomaco, dei ruti continui che ti ho sempre censurato nel canale. Parliamo infine di questa incapacità di deglutire soprattutto nelle tarde ore della giornata. E adesso sì, stamattina molto meglio, ho fumato solo 3 cicche, solo tra virgolette insomma, e adesso ho tabacco per una cicca sola che probabilmente fumerò stasera e dopo sarò senza. Non ho la minima intenzione di ricomprare tabacco e non mi sento attratto dalla sigaretta elettronica, quindi buona cosa anche quella. Quindi finita sta cicchina, insomma, basta. I miei sintomi, ho già visto, non sono nervosismo come tutti gli altri, ma è depressione. Cioè la prima volta c'è stato il nervosismo, adesso c'è veramente una sorta di depressione, cioè ti metti fermo lì tipo a fare il malato, tipo quando hai l'influenza, no? Te ne stai lì mozzo col muso come per dire non posso fare quello che vorrei. Vabbè dai, insomma, così. Non ho voglia di continuare con i siti perché stavo studiando, diciamo, l'esportazione dal locale a remoto. Questo magari non a tutti interessa, però insomma per me è una delle cose importanti, uno degli strumenti fondamentali per poter lavorare dal camper, no? Con i siti. Questo perché mi consente non solo di lavorare offline, quindi senza internet, ma anche di avere i siti salvati nel disco, soprattutto di lavorarli, cioè averli in mano io. Poi al cliente gli dico: guarda, questo è il sito, lo vuoi, mi dai cash e te lo carico sull'internet, no? Sì, ero andato anche un po' in panico perché il giorno prima, no, avevo preso, facendo un movimento sbagliato, un piccolo strappo alla schiena, no, sotto la scapola. E come sintomi, cioè se tu hai anche male dietro, diciamo che avresti mali ben più gravi, no? Quindi cambia discorso. Comunque ho preso paura anche di quello, dopo mi sono ricordato dello strappo e pensandoci, toccandomi, effettivamente si dice è un dolore muscolare, non è un dolore interno. Porca puttana, cioè è proprio un suicidio fumare, è proprio una roba pazzesca. Leggevo poi in forum, no, di gente che aveva questo problema e si parlava proprio del fumo e i dottori dicevano no, tassativamente devi smettere di fumare, non devi fumare assolutamente, anche perché quella è una delle cause. Poi leggevo anche il caffè, che io, ecco, la riflessione che ho fatto stamattina, no? Sì che io dico sempre l'equilibrio è il po' di tutto anche nell'alimentazione, no? Cioè tu mangi tanti cibi, gli dai comunque un ciclo di cibi, di varietà di cibi e bene o male stai bene, no? Notavo tra le abitudini, cioè le cose che invece fai quotidianamente, sempre, senza stop, cazzo c'è il caffè, che è molto nocivo, cioè molto nocivo prendendolo abitualmente o prendendone troppo, e il tabacco, cioè guarda che fa pensare sta roba, no? Ultimo dell'anno CP,
2 o 3 tiretti e la trombaretta elettronica ogni tanto. Sì, che poi devo aver anche sbagliato, l'ho fatta tipo con la nicotina praticamente a zero, no? Quindi non la senti neanche. Non sentirla neanche ha dei pro e dei contro. Il contro è che ti lascia la voglia di andare a prenderti un pacchetto di tabacco e non lo andiamo a prendere. E il pro è che probabilmente smetterai perché non ti dà proprio nessuna soddisfazione, cioè proprio come tirare aria, no? Cioè proprio come tirare vapore, non ti dà nessun senso alla fumata, l'ho messa troppo poca. Meglio così, dai. Anche perché già dopo una giornata che non fumi senti tutti i benefici, ti senti più carico, leggero, non senti, non so, tutto quel senso di pesantezza, no? E se senti solo un po' di nervoso, Dio caro, perché dici porca troia, devo... E vabbè, dai, resistiamo, pensiamo ad altro. E effettivamente ho visto che, come dicevo anche l'altra volta che avevo provato a smettere e poi non ce l'ho fatta, più ci pensi e più difficile è, però pensiamo a altre robe. E dai, no, non è la voce da trono, è la voce da prima mattina, Nemo. Oh, va qua, devo farò la recensione anche di questo, sì sì. Allora, con solo sto cacchio di pannellino davanti alla finestra mi sta caricando contemporaneamente il telefono, cioè, e vedi che carica, no? E il power bank che è sotto, cioè contemporaneamente tutti e due. Vedi che poi io non so neanche se è il caso di far vedere ste robe, cioè che uno prova a smettere di fumare dopo, Dio caro, non ce la fa, perché... Ecco, che cazzo l'ho messo? Niente, mi sono appena fermato a prendere il tabacco. Nervoso, iper nervoso, ma veramente c'è proprio da diventare, da spaccare tutto, veramente, nervoso, nervosissimo. Quindi adesso sì, non lo so, forse può essere anche utile questa cosa per capire un po' anche cosa porta poi la dipendenza del fumo. Veramente ti viene da diventare proprio un manesco, da spaccare tutto. Io qua non trovavo una roba, cioè veniva a prendere e spaccare il camper, una roba veramente assurda, veleno. Quindi vabbè, intanto 1, 2, 3 così per salvarmi il capodanno, cioè per stare tranquillo. C'è una giornata e mezzo che non fumavo, ma veramente nervoso proprio, cioè proprio nervoso, come quando sei straincazzato e qualcosa ti ha fatto straincazzare. Ecco, quello è. Ho detto, c'è anche il CP cagato duro, amore, no, non c'entri te, non c'entri niente, te, non c'entri mai te, neanche quando sbrani, uccidi, no, non c'entri mai te. Te sei l'innocenza fatta a cane. Poi tre spotting, cazzo, non so se l'hai mai visto, no? Trova sempre la scusa per farsi l'ultima pera, uguale qua. La differenza tra la sigaretta elettronica e la sigaretta di tabacco, ti dico, nella fumata, almeno parlo per me, quindi è una cosa molto soggettiva, è più piacevole fumare la sigaretta elettronica, molto più piacevole, rilassante, proprio ti dà la piacevolezza proprio è superiore, niente da dire. Però la sigaretta normale, quando l'hai finita o quando sei verso la fine, ti spegne quella voglia di fumare, quel desiderio, quel nervoso, diciamo, no? Mentre la sigaretta elettronica no, cioè vai avanti a fumare, stai là un'ora attaccato, mamma mia. Oh, che Zingano è tornato felice adesso, porca puttana, drogato di merda che non sei altro proprio, veramente, sei un drogato di merda, appunto. Oh, tra le ansie di Zingano di oggi abbiamo il gas, no? Perché tu sai che Zingano è rimasto a piedi di gas 2 volte e si è fatto 2 notti al freddo. Vero che Zingano aveva anche il sacco a pelo, ma non è che è andato a prenderlo, se l'è messo, no, via, così, wild, no? Dormiamo vestiti. E allora adesso ho 2 tacchette su 4 e mi sparo tipo, non so, 20 km per andare a far gas, cioè, capisci? Potevo starmene là tranquillo al faro di Jesolo, invece niente. D'altronde siamo fatti così, ragazzo, c'è poco da fare. Cioè, io sono fatto così. Vabbè, la Alessia arriva dopo nel pomeriggio, abbiamo deciso quest'anno facciamo Capodanno romantico a casetta da soli da lei. Io adesso nel frattempo, siccome dove vado a far gas è vicino a una zona dove c'è il wifi ultra mega V-Power, no? Allora vado là e sto un po' là a usare l'internet, internet. Ah sì, così mi scarico un filmetto. Ok John, siamo arrivati a far gas, io ora giro e spengo il frigo perché mi dà sempre quella sensazione di pericolo, quindi io lo spengo sempre
quando sono al distributore. Ah cacchio, era anche chiuso, non so se per un discorso di orario. Cioè io adesso come faccio con metà pieno di gas? Cioè che mi può durare tipo 2 settimane, ma io come faccio in 2 giorni? Cioè capisci? Hai capito? CP, come facciamo? Dai, madonna! Va che sole da casa Zingano e non lo si vede perché mi ha messo l'albero, cioè davanti a casa Zingano mi ha messo l'albero così senza chiedermi, cioè non so, e fa quel che vuole. Cioè, vedi, in questo periodo o è il Scarface che è l'alimentatore difettoso secondo me, anche perché mi si è spento più di una volta andando a zero di batteria, mentre una volta quando era sotto carica potevi anche fare videomontaggi e andava su, no? Ma guarda che roba, cioè siamo 11:09, cioè si va giù velocemente, accidenti, poi vabbè. Spegni qua e tornerà a 12,6, 12,7, però cioè, boh. Ma il CP ha sempre un insegnamento, ecco là, il CP che insegna a sognare l'immensa vastità del cavolo che gliene frega lei che la batteria va giù, vero CP? E tanto CP, respiriamo, mangiamo, beviamo e siamo felici, sì.